La riunione di questa sera io la ritengo una riunione importante, significativa e utile e credo che il confronto debba continuare qui in altre sedi, come hanno detto tutti. Sul tema della centrale a biomasse, io credo che l'amministrazione comunale, a differenza del San Marco Gas, io ho giocato la partita grossa con la Regione Veneto anche con scontri molto pesanti, per il fatto che gli stessi dirigenti regionali, che avevano delle perplessità nei termini autorizzatori della centrale, ci hanno sempre detto e dichiarato che non possono assumersi responsabilità diverse per effetto che manca la norma. La norma è nel cassetto, l'abbiamo, i dirigenti quando si convoca la conferenza di servizio ce lo dicono sempre, spetta alla politica portarla all'attenzione del Consiglio, licenziarla, dopodiché noi opereremo all'interno di questo. Per quanto riguarda la Cereal Docks, siccome ho partecipato io, prima che non confondiamo l'impianto che si è trasferito da Marghera in qualità di contenitore di mais con quello che nella testa di qualcuno c'era, una specie di cavallo di Troia, l'impianto della centrale. Il comune di Portogruaro ha dato un'autorizzazione al trasferimento di un'attività produttiva che da Marghera è venuta a Portogruaro, ma che era un contenitore di mais. In quella riunione, il consigliere Fanin, ho avuto modo di dirlo anche in quella riunione sul mare. Ma al di là di questo, l'amministrazione comunale non ha mai sostenuto la necessità di fare la centrale a biomassa all'interno. Devo anche dire, il consigliere Mascarini, si può parlare a tutti, ci sono affermazioni dove ognuno si assume la responsabilità di quello che dice e alcune sono state fatte e sono anche registrate in Consiglio Comunale. Arriverà il momento giusto per che qualcuno risponda di quello che dice, come mi pare giusto che sia così, sia da parte mia che da parte di altri. Voglio dire al consigliere Mascarini e al consigliere Florian, per cortesia, non riesco a parlare se lei mi... chiedo scusa. Consigliere Mascarini, ho partecipato io a tutte le commissioni della conferenza di servizio, con anche molte ritirate, e quando io ho partecipato sempre con relazioni scritte e con la presenza del signor Fanin. Il signor Fanin non è mai partito, non poteva partire, perché la centrale ha avuto da me subito un parere negativo, non solo relazionato, e devo dire che quella è stata una commissione che è stata anche propedeutica, perché fino all'ultimo momento non si sapeva qual era il numero legale della conferenza di servizio per licenziare la centrale a biomassa di Summaia, perché una volta c'era la provincia, un'altra volta c'era l'altra. L'avete tenuta nel cassettino? No. Guarda, se vuole, quando vuole, l'ha fatto l'assessore Pavan, non lo so, lei dice io non... Allora, io non voglio polemizzare, io in questo caso raccolgo, voglio dire... La provocazione. No, non la provocazione, raccolgo l'invito... No, ma nel senso buono. No, raccolgo l'invito del consigliere Florian, che quello che c'è stato, cominciamo a ragionare. Però, io dico, se c'è qualcuno che ha sotto le carte o sotto il cassetto, in qualche parte, o aveva delle informazioni, che la Cereal Docks, siccome io, voglio dire, facevo il sindaco in quell'occasione come lo faccio adesso, aveva nelle carte e ha ricevuto assicurazioni dalla proprietà Fanin che lì si poteva fare una centrale alla Cereal Docks, io mi assumo la responsabilità e domani mattina do le dimissioni. Lo dico con una serenità incredibile, perché con Fanin mi sta cercando non so quante volte e Fanin si è assunto la responsabilità, e lo sa, di continuare l'impianto perché lo aveva acquistato chissà quanti anni fa, lo aveva su, e non poteva lasciarlo lì, e quindi sta continuando pian pianino a realizzare questo impianto, perché ormai era talmente tanti anni che ce l'aveva ancora quando era a Portogruaro, che doveva... Ma se ce n'è uno a Camisano già, sì, siete andati anche con i pullman a vederlo? No, io sono andato da solo. Ma avete fatto 3 pullman per andare a vederlo? Io? Il comune ha organizzato. No, io credo. No, scusate. Sindaco, di cosa stiamo parlando? Ero in commissione. Allora, scusate un attimo. Se sono stati fatti 2 pullman per andare a Camisano Vicentino a vedere la centrale Cereal Docks già attiva. Ma che stiamo scherzando, ragazzi? Consigliere, io quando si è cominciato a parlare di questa cosa e ho portato all'attenzione della conferenza di servizio, ho chiesto di andare a vedere la centrale a Camisano per rendermi conto, perché non conoscevo, non sapevo, sono andato.
Un sabato a vedere, non un po' tutti, sono andato a vedere come funzionava, quali erano le ricadute, cosa faceva, fatto stare ovviamente l'interesse della proprietaria a far vedere che lavorava con la scuola, che c'era il museo della scuola, che c'era tutta una serie di questioni. Dopodiché, se da una commissione o da un dibattito che è nato a Summaga, Fanin ha dato una disponibilità per far rendere conto ai cittadini che non c'era rischio di avanti e che metteva a disposizione dei pullman o dei mezzi per poter dare la possibilità ai cittadini di visitare il centro di Pisano, io dico bene, è un'attività che ha fatto la proprietà, non so quanti siano andati, chiedo scusa, però è un'attività che è un'iniziativa non del comune ma della proprietà. Devo anche dire che io a questo punto ha ragione il consigliere Florean e lo ripeto, se sulla Nestlé qualcuno che quella volta ha preso la decisione dando il treno gratis oggi dovesse ripensare ai problemi che Summaga sta ponendo nella Nestlé in termini di rumore, in termini di situazione sul territorio, io credo che anche quelli che quella volta hanno preso quella decisione oggi ci penserebbero, proprio perché se andiamo a vedere le attività che sono all'interno del PIB di Noiari, forse gli errori si sommano, però vedete, questo non vuol dire che noi non dobbiamo avere consapevolezza su quello che stiamo facendo oggi. Allora, oggi non ci troviamo di fronte, anch'io mi ho posto il problema ai dirigenti regionali e anche a qualche assessore regionale. Mi volete spiegare, visto che io non me ne riesco a trovare una ragione, come mai in questo territorio ci sono questo proliferare di centrali a biomasse? Perché, voglio dire, e tutte all'intorno, perché una a Fossata, una a Cinto però vicino a Padipozzo, uno a Portoguaro, l'altra una è Ceggia forse. Sì, una a Ceggia, tutte attorno. La Tisana, come considerazione parlo, dopo siamo d'accordo che noi sappiamo che le abbiamo fatte. Esatto. Allora io dico, mi volete spiegare? Mi scusi un attimo, la questione è perché hanno trovato un terreno, oggi ho sentito per quel robo là moderno, come si chiama? Computer, no? Computer che parlava proprio questo, come si chiama? Quello della centrale Cereal Docks. Fanin. Dottor Fanin. Cioè hanno individuato, lui dice essendo figlio di contadini, conosco i terreni dove posso anche coltivare questa sorgo mi pare, no? Sì. Questo sorgo. Ecco, noi andiamo avanti. In questa situazione lei ha elencato giustamente perché in questo territorio? Questo territorio è un territorio di conquista sulla monocoltura intensiva, distruggendo completamente tutta la cultura, e questa era una delle cose la disperazione del territorio, e questo è il degrado da occuparsi subito. Vede che io, consigliere Soriano, su questa questione è una cosa delicatissima, perché se vanno dagli agricoltori, se vanno e dalle loro associazioni e le dicono guardate vi garantiamo il raccolto, 3 produzioni all'anno, all'ire molto più elevate, è chiaro che questi accettano anche questa sfida. Lo so. Allora il problema è più grosso di quello che noi ci possiamo attendere, e bisogna partire però da un punto che dobbiamo lavorare tutti. Dobbiamo da un punto di fare il piano energetico, perché sennò da tutte le battaglie che noi abbiamo fatto non c'è nessun dirigente che si assume la responsabilità di non autorizzare una centrale se non ha un piano energetico. Tenete conto che queste centrali per legge non abbiamo in comune neanche lo strumento di impedirlo per effetto dello strumento urbanistico, perché queste possono essere realizzate in zone agricole. Intanto alziamo una bandiera, bravo, siamo un esercito, sono perfettamente d'accordo.